Questa trasmissione è offerta da Berton Calortecnica. È una buona domenica qui da San Daniele del Friuli, perché qui c'è Aria di Festa, 35esima edizione, ma oltre appunto al nome Aria di Festa, qui sindaco si sta benissimo perché c'è un'aria piacevolissima. C'è un bel sole, una giornata calda, ma qui si sta freschi. L'aria tipica di San Daniele che fa bene ai prosciutti e ci allieta anche in questa domenica. Quindi un momento per stare insieme, per degustare ottimamente il prosciutto, bere i vini nostri friulani. Una giornata fantastica per questa domenica della 35esima edizione di Aria di Festa. Dovete sapere che 2 giorni fa siamo venuti qui appunto a San Daniele, mi sono incontrata con il sindaco ed erano insomma tutti quanti qui che lavoravano, chi metteva le panche, chi si dava da fare, chi portava le materie prime qui poi per fare gli show cooking. Come si fa a organizzare tutto questo? Anche perché so, sindaco, che più o meno in questi 3 giorni ci arriveranno qui e sono anche già arrivate più o meno 100.000 persone. Sì, 100-120.000 persone che arrivano a San Daniele in questi giorni, ma che poi tornano a trovarci, e questo l'importante di questa manifestazione. Sottolineare la bellezza del nostro territorio, l'eccellenza dei nostri prodotti, la bellezza e l'accoglienza soprattutto della nostra città e della nostra comunità. L'organizzazione pesante, dura, ma è collaudata, perché se sono 35 anni che Aria di Festa è un successo, vuol dire che sappiamo come si fa, sappiamo come si accoglie, sappiamo come si organizza un evento grande come questo. Per noi è scontato, ma per chi non lo sapesse, oggi è in questi 3 giorni il protagonista appunto il prosciutto San Daniele. Quanto ne ha mangiato già, sindaco? Io ne mangio tanto, ne mangio quasi tutti i giorni e non mi stanca mai. Poi il San Daniele è un prodotto vivo, per cui basta cambiare produttore, basta cambiare anche il pezzo dello stesso prosciutto che si assaggia e l'evoluzione del prodotto è straordinaria. Quindi c'è chi piace lo stinchetto, chi piace nel mezzo, chi piace la parte del culatello. È per tutti i gusti ed è un prodotto che fa bene alla salute, e racconta proprio la nostra comunità, come da secoli qui a San Daniele si abbia imparato a produrre prosciutto, a farlo degustare, a fare qualche cosa che fa bene alla salute e fa stare meglio tutti quanti. Un evento che è iniziato il 21 e terminerà il 24, come terminerà? Il 24, che è lunedì, solitamente è la festa per i sandanielesi, quindi durante i primi 3 giorni di festa c'è tanto flusso dall'estero, c'è tanto flusso dal Veneto, dalle regioni che ci stanno vicino. L'ultima giornata è quella che i sandanielesi sfruttano per loro stessi, per festeggiare assieme e per chiudere in bellezza anche la 35esima edizione di Aria di Festa. Poi lo chiederemo meglio agli organizzatori, infatti stiamo aspettando un organizzatore, ce lo racconterà meglio nel dettaglio, ma qui sono già arrivati e sono anche in arrivo alcuni grandi chef, sindaco. Sì, a San Daniele abbiamo deciso da alcuni anni di fare un evento che sia enogastronomia ma anche cultura, quindi ci sono degli appuntamenti culturali con dei personaggi importanti e poi ci sono gli appuntamenti enogastronomici con lo show cooking. Oggi avremo per esempio Bruno Barbieri, ieri abbiamo avuto Borghese, quindi nomi importanti, perché oggi la televisione ha fatto in modo che la gente si avvicinasse anche alle padelle, anche ai fornelli, e quindi c'è piacere di vedere questi protagonisti VIP del settore che sono molto alla mano e regalano agli ospiti, a chi vuole intervenire, alcuni piccoli segreti, dal vivo, a tu per tu, a 5 metri di distanza. Per chi non fosse di San Daniele, quale sarebbe la ricetta che lei consiglierebbe di fare o di mangiare con questo splendido prosciutto, sindaco? Il prosciutto di San Daniele sta bene in tutte le salse. A me piace molto con i fichi, ma si può mangiarlo con la burrata, con una bella mozzarella, oppure si può utilizzarlo per fare dei piatti importanti come i tagliolini al San Daniele, che è un piatto tipico di San Daniele, trovate quasi in tutti i ristoranti nostri. Quindi è un bel piatto leggero, ed è un piatto che riempie la bocca e lascia il ricordo senz'altro, il ricordo di un stare bene qui da noi. Ecco, guardi, proprio appunto in merito ai tagliolini, io adesso chiedo al nostro Tiziano Campigotto
di mandare il nostro redazionale che abbiamo fatto e sono andata personalmente ad assaggiare i tagliolini nell'osteria di Tancredi. Ci troviamo a San Daniele, all'esterno dell'osteria Tancredi, nata nel 2002. Andiamo a conoscere la titolare e andiamo ad assaggiare cosa ci propone oggi. Eccoci all'interno e andiamo a conoscere le titolari di questo splendido posto. Buongiorno. Buongiorno. I vostri nomi? Silvia. Gwendalina. Silvia, quando e come nasce appunto l'osteria Tancredi? L'osteria di Tancredi nasce nel 2002, dopo aver lasciato il primo ristorante che ho gestito insieme a mia sorella e a mio cognato, il ristorante alle Vecchie Carceri. Ho deciso di aprire questa osteria un po' per mettermi in discussione da sola e un po' per dare luce al nome di mio padre, Tancredi, che non era un oste ma era un operaio, una persona umile al quale volevo dare un po' di luce. E da osteria con taglietti e crostini siamo passati a farlo diventare cresciuto ed è diventato un ristorantino che 3 anni fa ho lasciato a mia figlia Gwendalina perché ritenevo che fosse all'altezza per portare avanti da sola senza di me questo lavoro e io mi sono spostata a 100 passi più in là e ho creato il ristorante 100 passi. Quindi Gwendalina, ora hai tu le redini in mano di questo posto e come funziona e cosa offri ai tuoi clienti? Allora io in realtà ascolto molto i consigli dei clienti, per cui quello che offro è in realtà ciò che chiedono loro, quindi prodotti genuini del territorio, tutto preparato da noi, dagli antipasti ai dolci, i salumi e i formaggi provengono dalla regione. Manuele, il nostro cuoco, ci aiuta a preparare al meglio, appunto a lavorare al meglio questi prodotti. Gwendalina, che cosa ci avete preparato oggi? Abbiamo preparato una versione rivisitata dei tagliolini alla San Daniele. Non svelo niente, lascio fare a Manuele. Andiamo adesso a conoscere lo chef dell'osteria Tancredi. Ciao, buongiorno. Ciao, piacere Emanuele, eccoci qua. E oggi vi abbiamo preparato una rivisitazione del classico tagliolino alla San Daniele. Vediamo gli ingredienti. Praticamente partiamo da un classico soffrittino con olio, scalogno tritato, il classico prosciutto di San Daniele, e poi andremo ad aggiungere degli asparagi, quindi il gambo e poi le puntine appena sbollentate. In ultimo i fiori di zucca e poi per finire abbiamo delle rifiniture del prosciutto croccante, quindi essiccato e tritato finemente, delle erbette che danno un po' di profumo, un estratto di basilico e dopo abbiamo fatto delle cialdine con i fiori di zucca, quindi sempre a riprendere gli ingredienti che si useranno nella ricetta. Procediamo. Come dicevo prima, andiamo a impiattare, cerchiamo di dare una forma abbastanza naturale. Allora, adesso è l'ultima fase, terminiamo con il prosciutto croccante che si aveva asciugato pian pianino in forno, che dà un po' quella parte sapida e croccante appunto. Poi abbiamo delle erbette, quindi giusto per dare un po' di profumo della menta, del basilico e un po' di aneto che danno un po' di colore, profumo. Il nostro estratto al basilico. E anche per riprendere sempre l'ingrediente che abbiamo usato nella ricetta, questa è un po' sempre una cremina fatta con gli scarti degli asparagi, quindi tutte le bucce, tutti i ritagli abbiamo usati sempre per riprendere gli ingredienti. E in ultimo, poi ho finito, abbiamo il croccante, se così si può definire,
zucchina, di fiore di zucca, che riprende da un po' un vedo non vedo. Eccoci, e il piatto è pronto. E ancora una buona domenica, perché siamo qui da San Daniele del Friuli, qui nel centro, in piazza davanti al Duomo, perché c'è aria di festa. 35esima edizione, Nicola. Come si è arrivati a questo punto? Beh, sicuramente Aria di Festa è un evento importantissimo che celebra e promuove il prosciutto di San Daniele, il suo territorio d'origine, sin da 35 anni, quindi ormai è consolidato, un evento storico importante per la nostra regione. È un contenuto che serve a pubblicizzare e promuovere il prosciutto di San Daniele, che è conosciuto e amato in Italia e in tutto il resto del mondo. Tu fai parte appunto del consorzio del prosciutto San Daniele. Esatto, e il consorzio si occupa di promozione e tutela del prodotto, e quindi sicuramente questa è l'attività principale che svolgiamo in regione, perché poi ci sono tantissime altre attività che noi svolgiamo lungo l'Italia e all'estero per la promozione del prodotto. Aria di Festa è la festa del prosciutto di San Daniele a San Daniele, lo promuoviamo qua nel suo territorio d'origine, perché solo a San Daniele del Friuli si può produrre e lavorare il prosciutto di San Daniele, quindi è qui l'origine di questo prodotto, e qua raccontiamo il prosciutto, la sua terra, la città di San Daniele e tutta la ricchezza del territorio circostante. Nicola, mi dicevi che voi ogni 3 anni, diciamo, al prosciutto abbinate un certo tipo di settore. Quest'anno inizia il triennio della cucina. Sì, diciamo che negli ultimi anni c'è stata questa volontà di legare il prosciutto di San Daniele, che è una prelibatezza, anche a dei settori che sono magari meno vicini alla parte culinaria, e quindi dai grandi concerti del primo triennio siamo passati poi al triennio della cultura, dove stiamo portando comunque in avanti alcune attività culturali in collaborazione con l'associazione Leggermente, e parte nel 2019 il triennio dedicato all'enogastronomia e alla cucina. Quindi quest'anno ci sono degli show cooking e degli incontri con tantissimi personaggi e chef famosi e conosciuti. Ci sono stati ieri Alessandro Borghese, oggi c'è Bruno Barbieri questo pomeriggio, c'è Gloria Clama, c'è Simone Finetti, c'è Simone Scipioni, ci sono un sacco di attività. Anche Antonia Klugman, giusto? Antonia Klugman ieri ha dato l'inizio a questo ciclo di incontri qui proprio in Piazza Duomo, e quindi parte così il triennio della cucina. Lo continueremo nel 2020 e nel 2021, sempre per dare oltre al prosciutto un abbinamento, un contenuto diverso. Parliamo di cucina, parliamo di gastronomia e parliamo dei prodotti regionali. Questa regione è ricca di tantissime eccellenze gastronomiche, e quindi sicuramente è un'occasione per raccontarle in abbinamento al prosciutto di San Daniele. Nicola, adesso il nostro Paolo Bassi stava riprendendo, prima di andare in pubblicità solo questo ti chiedo, stava riprendendo il maxi schermo, cosa si vede lì? Allora, in questo momento c'è lo show cooking di Simone Finetti, è un finalista di Masterchef, ha partecipato anche a Masterchef All Star, sta raccontando attraverso un suo libro la sua cucina, e in questo momento con Tinto sta presentando 3 ricette col prosciutto di San Daniele all'interno dello spazio incontri. Ovviamente, visto che è sold out già da qualche settimana, all'esterno si può vedere attraverso mega schermo, e quindi da qua ci saranno poi Bruno Barbieri e tutti gli altri protagonisti di questa giornata. Benissimo Nicola, intanto grazie, qualche minuto di pubblicità e ci rivediamo qui fra pochissimo, così vi racconteremo altre cose sul prosciutto di San Daniele. E qui il prosciutto di San Daniele fa da ed è protagonista. Nicola, stavamo parlando appunto dello show cooking, dei programmi che ci sono in questi giorni con tanti chef importanti, tra cui anche alcuni stellati. Ma per quanto riguarda il consorzio, perché tu proprio sei diciamo l'addetto alle relazioni pubbliche, no? Del consorzio del prosciutto San Daniele, come nasce questo consorzio e come si vede evolversi la produzione in questi anni e la vendita? Beh, allora, il consorzio del prosciutto di San Daniele è il primo consorzio che tutela dei salumi, il più storico, è del 1961, quindi è da parecchi anni impegnato nella tutela e nella promozione del prodotto, che è il suo compito primario. Parliamo di tutela del prodotto una volta che questo viene marchiato come prosciutto di San Daniele e quindi ha rispettato i suoi requisiti. Il consorzio si occupa di tutelare il nome e il marchio in Italia e nel mondo.
Il Consorzio del Prosciutto è stato fondato nel 1961 grazie alla volontà dei produttori e di alcuni cittadini sandanielesi e di alcune autorità di San Daniele, proprio per promuovere e tutelare questo prodotto che già dai secoli ormai perdurava e si conosceva da parecchio tempo, però andava ovviamente tutelato e controllato, e quindi nasce il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che ogni anno svolge tantissime attività di promozione e di controllo che sono comunque date dalle grandi risposte che il mercato chiede, perché comunque il prosciutto di San Daniele è un prodotto molto stabile nel mercato, con una vendita che è in continua evoluzione nel corso degli ultimi anni. Abbiamo dei dati molto positivi sulle vendite, sull'export. Il 18% della produzione viene esportato nel mondo, dove oltre il 45% di questa esportazione è verso i paesi all'esterno dell'Unione Europea, dove troviamo tra i principali Stati Uniti, Canada e Australia. Quindi sicuramente è un prodotto che è conosciuto nel mondo ed è raccontato, e racconta una parte di storia, racconta il Friuli Venezia Giulia, racconta questo territorio, il comune di San Daniele. Nicola, so che anche in questi giorni c'è la possibilità di visitare delle aziende aperte, e qui da voi c'è un'azienda che proprio produce il prosciutto proprio artigianalmente. Sì, diciamo che ci sono 31 i produttori dedicati a San Daniele, che a San Daniele Friuli lavorano e stagionano il prosciutto. Di questi una buona parte sono aperti in queste giornate per delle visite guidate, appunto per raccontare l'artigianalità, la familiarità, l'autenticità dei produttori. Sono mastri prosciuttai che raccontano il prodotto, raccontano le fasi di lavorazione e accompagnano i visitatori nei tour dei loro stabilimenti, quindi proprio per vivere da vicino l'esperienza della lavorazione di questo prodotto eccezionale. Sono 9 le aziende che sono aperte in questi giorni, offrono visite guidate anche per gli turisti stranieri, raccontano ovviamente le fasi di produzione e raccontano quello che è il prodotto all'interno del suo territorio e le caratteristiche dalla materia prima al microclima perfetto di San Daniele per la stagionatura, quindi è un'esperienza multisensoriale da vivere proprio all'interno degli stabilimenti. Benissimo Nicola, io ti ringrazio, ci vediamo dopo, chissà se riusciremo magari a far vedere un prosciutto intero in diretta. Beh, sicuramente ci proviamo. Proviamoci. Ci proviamo, Mi fido. Tra poco provvediamo, Va assolutamente. bene, Grazie. grazie a te, ci vediamo dopo, grazie. E parliamo appunto sempre di questo splendido evento, e io invito qui la presidente dell'associazione appunto Proloco di San Daniele, la dottoressa Caterina Romagna. Prego. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti a San Daniele, a casa nostra. Grazie. Caterina, io ho saputo una cosa bellissima per San Daniele, che i posti negli alberghi, nei bed and breakfast sono finiti a febbraio. Sì, dici proprio bene, l'afflusso è sempre molto positivo, e infatti anche noi che gestiamo appunto l'ufficio turistico abbiamo il nostro bel da fare per gestire tutte le richieste dei tanti turisti che vengono a farci visita. Come si fa, Caterina, a gestire tutto questo afflusso, insomma, di anche insomma, stranieri e non solo, anche proprio persone proprio della regione? Beh, c'è un lavoro dietro ad Area di Festa che dura da mesi, e la regia è data a 3 enti e 3 entità che lavorano insieme, e sono naturalmente il Consorzio del Prosciutto, la Proloco e il Comune. È un lavoro che facciamo insieme già da qualche anno e i risultati sono buoni e si vedono, però come dico c'è tantissimo lavoro. Scusa, stavo guardando che ci stavano passando davanti, ma insomma questo è bello della diretta. Noi poco fa abbiamo fatto vedere una ricetta dei tagliolini. Qual è secondo te la ricetta migliore con cui bisogna abbinare il prosciutto San Daniele? Allora, secondo me il prosciutto è già buono di suo, infatti noi che appunto abbiamo possibilità di portare il nostro prodotto anche non solo in Italia ma anche insomma all'estero, ci è capitato, ed è apprezzatissimo già da solo, però il prosciutto si presta veramente a tantissime ricette, primi piatti, ma anche abbinato al classico melone, alla mozzarella di bufala e anche ai fichi, direi che è un abbinamento da assaggiare. Infatti il sindaco ha detto che il suo abbinamento preferito è appunto il prosciutto con i fichi. Sì, è veramente un abbinamento perfetto, e noi che abbiamo anche qui proprio ad Area di Festa un chiosco gestito dalla Proloco, lo abbiniamo invece a dei panini speciali, li chiamiamo i panini gourmet, e sono degli abbinamenti veramente che vi consiglio di venire ad assaggiare. Benissimo, Caterina, grazie mille. Grazie a voi e buon proseguimento di festa. Grazie anche a te, grazie. Adesso vediamo se riesco a far venire qui il signore
Tiziano Del Piero che mi sta arrivando, eccolo, perché parliamo sempre di natura, ma di legno in questo caso. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono di Legno Servizi, la cooperativa che porta avanti questa iniziativa appunto dei taglieri solidali. Taglieri fatti con abete bianco caduto nelle foreste del Friuli durante la tempesta Vaia di fine ottobre dell'anno scorso. Quindi diciamo che voi recuperate? Noi recuperiamo questo legname e con il legname di qualità appunto creiamo questi taglieri che sono in vendita e parte del ricavato poi andrà appunto a uno dei comuni colpiti in beneficenza per rimboschimenti piuttosto che opere di manutenzione straordinaria, visto che anche tutte le infrastrutture del bosco sono state seriamente danneggiate da questa tempesta. Quindi un'opera insomma di solidarietà verso la natura. Esatto, poi diamo anche la possibilità alle persone che non lavorano nel mondo del legno di portarsi a casa appunto un ricordo di questo evento disastroso e contribuire a dare una mano agli enti colpiti e a tutte le aziende che poi lavorano anche col legname. Quante persone circa lavorano a questo progetto? Questa è una bella domanda perché Circa, indicativamente. è molto difficile da dire. Il progetto è stato ideato da Legno Servizi nella persona del dottor Emilio Gottardo appunto, e poi ha coinvolto molte persone e molte imprese, perché basta pensare che per esboscare un lotto di queste dimensioni ci vogliono persone, macchinari. Ci vuole insomma, Esatto. manovalanza ce ne vuole. Esatto, manovalanza e manodopera di quella pesante. Benissimo, benissimo. Tiziano, io ti ringrazio. E per chi volesse appunto acquistare questi taglieri dove può insomma guardare e informarsi? Vabbè, noi siamo qui presenti ad Aria di Festa, poi basta mettersi in contatto con Legno Servizi. Anche per gli operatori che lavorano nel mondo della gastronomia potrebbe essere anche una bellissima idea regalo, oppure idea per averli nei ristoranti, negli agritour così. Tiziano, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie. Dunque, adesso vediamo se riescono a venire qui. Eccole qua, eccole. Venite, le ho trovate, stanno arrivando. Due splendide signore. Buongiorno. Il suo nome? Antonella. Chiaretta. Chiaretta, raccontatemi. Voi appunto fate parte dell'associazione Arte Ricamo, giusto? Esatto. La nostra associazione si propone di insegnare alle bambine e di tramandare l'arte del ricamo. Tutto qua, quello che facciamo questi corsi, praticamente abbiamo una ventina di bambine che vengono, quasi tutte nell'arco della settimana, quindi un po' sparpagliate per gruppo e anche per tipo di lavoro che fanno. E basta, poi cerchiamo di fare dei lavoretti da vendere per poterci pagare le spese e basta, solo una grande passione, basta, nient'altro. Si fa anche per passare il tempo, ma anche insomma per stimolare, no? Sì, assolutamente. Le bambine arrivano di solito per passaparola e quindi quando arrivano o non sanno fare niente o vengono lì per divertirsi, però un po' alla volta imparano, e abbiamo fatto anche una bellissima mostra con i loro lavori ed è stato gratificante sia per noi e anche per i genitori che ci tengono. Ecco. Certo. La vostra sede dov'è? La nostra sede è qui in via Umberto I e ci siamo trasferiti da poco perché prima eravamo in una sede un pochino più piccola e adesso abbiamo una bella sede luminosa e grande, insomma. Signora, dove si ricama? Ricamiamo nella nostra sede. E su che oggetti si ricama? Su quadri? Allora, noi usiamo vari tessuti. Chiaramente le bambine per cominciare useranno dei tessuti semplici come la hida, il cotone. Pian piano ci si affina, si apprezza il gusto del bello e della finezza e andiamo sul lino e facciamo lavori più complicati. Benissimo, signore. Io vi ringrazio. Per chiunque volesse appunto trovare le informazioni su voi, su questa associazione? Sì, ci trova su internet, su Facebook anche, e se no ci contatta direttamente. Bene, grazie mille. Grazie, buona giornata, grazie. Adesso qualche minuto di pubblicità e ci rivediamo qui fra pochissimo per altre cose.
Eccoci di nuovo qui nel cuore di San Daniele del Friuli, protagonista, lo ripetiamo ancora, il prosciutto di appunto San Daniele. Fra poco ci arriverà qui il vincitore di un'edizione di Masterchef, Simone Finetti, ma prima di questo voglio fare ancora una battuta con il sindaco. Sindaco, qui si sta sempre di più popolando, come si prospetta la giornata? Guardate, la punta l'avremo nel primo pomeriggio, la giornata è bella ma ci raggiungeranno anche dal mare, anche da Bibbione, da Jesolo, da Lignano, sicuramente faranno una tappa a San Daniele e in serata poi ci sarà il boom finale di questa bella domenica. Fra un momento arriverà anche il treno di Aria di Festa, quindi il treno che da Treviso ha portato un sacco di visitatori a Cornino, qui a 2 passi da noi, e arrivano qui a San Daniele per fare la giornata da Treviso tutta ad Aria di Festa. Quindi insomma tante persone e tra l'altro c'è anche tanto aiuto dai volontari, immagino, no? Senza il loro aiuto non si riuscirebbe a organizzare un evento di questa portata. E poi avremo a mezzogiorno e mezzo circa l'arrivo anche di cicloturisti, di quei cicloturisti che stanno conoscendo il nostro territorio sui 16 percorsi di We Like Bike, questa nuova iniziativa di San Daniele che ha aperto il giugno sandanielese proprio dal 4 al 9 giugno. Abbiamo lanciato questa scoperta del territorio attraverso le 2 ruote. Che dopo insomma ne parleremo insomma con proprio la persona di cui se ne occupa, no? Ecco, è una San Daniele a 360 gradi questa, quindi enogastronomia, turismo slow, cultura, c'è di tutto, show cooking. Siamo una comunità che sta spingendo a 360 gradi per promuovere il territorio e quello che siamo. Sindaco, la viabilità com'è? Per chi volesse appunto recarsi nel pomeriggio qui o domani, come procede con la viabilità? Ci sono strade chiuse? Le strade sono chiuse, quelle del centro, però si arriva fino ai piedi del colle, ci sono diversi grandi parcheggi, ci sono i volontari, come dicevamo prima, che vi aiuteranno e vi indicheranno la strada migliore, ma con 4 passi siete nel cuore di San Daniele, nel cuore della festa. Benissimo, Sindaco, grazie mille. Noi ci vediamo dopo e magari assaggeremo anche un pezzo di prosciutto? Assolutamente, non si può andare via senza aver assaggiato il San Daniele. Almeno un grissino col prosciutto lo assaggeremo. Certo. Bene, allora adesso io chiedo al nostro Tiziano Campigotto, nel frattempo che aspettiamo appunto il vincitore di Masterchef Simone Finetti di qualche edizione fa, di lanciare il redazionale di Autofficine Orzan, perché sono andata a fare un giro in una macchina speciale. Siamo sempre a San Daniele del Friuli. Adesso io sono entrata in questa T-Rock benzina appunto per guardare e vedere com'è. So che Orzan Auto, perché ci troviamo appunto da Orzan Auto, ha una novità. Allora andiamo a scoprirla insieme. Permesso e buongiorno. Buongiorno a te. Piacere. Piacere mio. Ci troviamo all'interno di questa chicca, perché qual è la novità che offre questa macchina? Allora, questa vettura è la nuova Volkswagen e-Golf, una vettura completamente elettrica e con 300 km di autonomia e, come potete sentire dal silenzio, la macchina è già in moto. Alberto, quali sono i pregi di avere una macchina totalmente elettrica? Innanzitutto il fatto di essere ecologici, in quanto queste vetture sono ad emissioni zero e vengono ricaricate naturalmente con un cavo, quindi sia da casa che eventualmente delle colonnine che in questo momento vengono disposte su tutto il territorio nazionale. E poi anche il piacere di guida, perché effettivamente la vettura non è una vettura lenta e noiosa, è una macchina molto divertente anche da guidare. Senti, mentre tu mi racconti, andiamo a farci un giro? Assolutamente sì, pronti? Via! Mettiamo le cinture. Dunque abbiamo detto modello? E-Golf. È un modello unico nella gamma elettrica per Golf che si affianca alla e-App, che è la versione appunto dell'app che già esiste nella gamma Volkswagen, è sempre motorizzata elettrica e sono, diciamo, le prime 2 vetture del produttore Volkswagen
con queste caratteristiche e sono le antesignane rispetto alla ID3, che sarà una vettura completamente nuova, anche questa completamente elettrica, con autonomia ampliata fino a 550 km e che sarà disponibile alla fine del 2019 e all'inizio del 2020. Devo dire che è veramente silenziosa. Per chi volesse provarla, Alberto, come può fare? Ma durante area di festa e quindi ancora oggi e domani noi siamo in via Trento Trieste e siamo disponibili per farla provare a chiunque voglia provare l'ebbrezza di una vettura totalmente silenziosa, con delle prestazioni molto elevate e con quello che stiamo sentendo c'è niente, un silenzio assoluto. Silenziosissimo. Orzan Auto cosa offre oltre al marchio Volkswagen? Allora, noi siamo per definizione un service partner, quindi noi abbiamo la vendita di vetture nuove usate, l'assistenza dei marchi Volkswagen, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali, il magazzino ricambi per gli stessi marchi che ho appena detto e noleggio autovetture a breve termine e presto anche di Vespe. Quindi chi ha il piacere di venire a farsi un giro a San Daniele potrà provare anche l'ebbrezza di girare per i colli della Pedemontana con delle Vespe. Quindi per sia ciclomotori che automobili, che furgoni 9 posti, furgoni per il trasporto merci, quello che vi serve, insomma, siamo a disposizione di tutto. E quindi il nostro giro è finito. Alberto, quali sono le vostre giornate d'apertura e l'orario anche? Allora, noi siamo aperti durante la di festa ancora oggi e domani e siamo aperti tutto il giorno fino a mezzanotte per provare la vettura o per mangiare un buon piatto di prosciutto. Grazie. Prego, a te. E dopo aver visto questo giro anche in macchina, appunto con Orzan Auto, adesso parliamo di associazioni. Siamo sempre qui a San Daniele nell'attesa appunto di assaggiare una buona fetta di prosciutto. Adesso parlo con il signor Roberto Giurano, che è presidente dell'associazione Scriptorum Scuola di Amanuensi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Appunto lo Scriptorium Foro Iuliense è un'associazione nata qui a San Daniele del Friuli 6 anni fa e adesso conta oltre 1600 allievi da tutto il mondo ed è presente con le sue sedi ormai in tutta Italia e anche all'estero. Siamo una ventina di persone che ci lavorano, da associazione è diventata una vera e propria realtà e collaboriamo con sia aziende importanti che con ministeri e tutto e ovunque serva l'azione di un amanuense. Come mai? Immagino che lei abbia fondato, no, questa associazione. Come mai le è venuta in mente di fondarla? Per una passione? Sì, sapevo un po' scrivere perché da ragazzo ho avuto modo di imparare, poi ho trovato altri 6 amici sognatori come me e abbiamo fondato questa piccola associazione. Prima era Ragogna, poi siamo venuti a San Daniele, ci hanno dato i primi spazi, questa amministrazione ha scommesso fortemente su di noi, abbiamo raddoppiato gli spazi, adesso abbiamo circa 700 metri quadri di sede didattica e museale, abbiamo appena con il fondo Ascoli realizzato anche una delle biblioteche più grandi d'Italia inerenti alla scrittura, sempre qui a San Daniele. E siamo sempre di più e abbiamo sempre più allievi, facciamo corsi anche a Roma, Firenze e Venezia. Ah, caspita! Lavoriamo per il cinema, abbiamo fatto per Rai Cinema alcune componenti, libri di scena per film medievali e forniamo anche per trasmissioni televisive l'ausilio di amanuensi o miniaturisti all'occorrenza. Ma, lei mi diceva prima appunto che lavorate per ministeri, in che senso? Beh, se serve un albo d'oro noi lo realizziamo, ogni anno poi realizziamo delle agende personalizzate, sono 20 numerate che noi doniamo alle più alte cariche dello Stato e ormai questo è in uso da quando siamo nati come associazione. Per essere un buon amanuense cosa bisogna avere? Tanta calma e pazienza.
Quindi insomma lei ne avrà un sacco. Io non ne ho, infatti insegno e basta, non scrivo. Una volta scrivevo tanto, ma adesso non scrivo più. Va bene, grazie mille, buona giornata e buona degustazione del prosciutto. Grazie. Ne ha già mangiato? Non ancora, adesso vado anch'io. Diciamo che prima era un po' fase colazione, ora fra poco insomma ci aspetta un bel po' di prosciutto e anche un buon bicchiere di vino, no? Certamente. Buon appetito a tutti e arrivederci. Grazie, grazie, grazie. Adesso cambiamo decisamente scenario, mi sposto perché dagli amanuensi parliamo di bici. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è il dottor Ciani, che è il presidente. Dottor Francesco Ciani? Sì. Che è il presidente del... Non usi i titoli, del comitato. Del comitato We Like Bike. Perfetto. Allora, noi adesso spostiamoci un po'. Oh, benissimo, venga qua. Allora, noi adesso abbiamo un minutino prima di andare in pubblicità, ma intanto raccontiamo. Ok. In cosa consiste questo comitato? È un'organizzazione che si occupa di migliorare l'ospitalità del territorio per il fenomeno del cicloturismo che sta ormai assumendo una dimensione grandissima e lo vuole migliorare, indirizzare e rendere l'ambiente più friendly per i ciclisti. Come si fa a migliorare? Beh, innanzitutto abbiamo organizzato tutta una serie di percorsi che appartengono a autentici secoli di storia, per cui sono di qua e di là del tagliamento nel territorio di 9 comuni che hanno San Daniele come riferimento, ma che in realtà girano fino alle Alpi da una parte, a Gemona dall'altra, per un itinerario complessivo di quasi 120 km, tutti mappati, tutti segnalati, che si organizzano in 16 diversi percorsi tematici, quindi da una parte i castelli, dall'altra l'acqua, dall'altra i boschi, dall'altra altre cose e naturalmente l'enogastronomia che in questo territorio non può mancare. Qui vedo colonnina di ricarica per i bike, vediamo se il nostro Paolo riesce a riprendere. Che cos'è questa colonnina? Questa colonnina semplicemente è il ristoro per le biciclette elettriche, le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, che sono un fenomeno in grande diffusione e che sono probabilmente una via di sviluppo per il turismo del futuro, perché è una cosa che praticamente può usare chiunque. Esatto, anche insomma una persona più in là con l'età, ma non per forza più in là con l'età, anche semplicemente una persona che ha qualche problema o... Ma non è allenatissimo, esatto. basti dire, e quindi quello può sorbirsi qualche decina di chilometri e anche qualche percorso un po' accidentato o qualche salita. Ecco, questo praticamente mette la bicicletta a disposizione di tutti e naturalmente un territorio ospitale per il cicloturismo deve essere attrezzato con un sistema di ricarica, perché le biciclette hanno bisogno di essere ricaricate con una certa frequenza e quindi bisogna essere pronti. Colonnine così, questa è una delle primissime installate, verranno distribuite su tutto il territorio, almeno una ventina lungo i 120 km, quindi in modo tale da garantire tutto quello che serve a qualsiasi utilizzatore. Ottimo Francesco, quindi We Like Bike, insomma un'iniziativa per la solidarietà appunto anche dell'ecosistema, ma soprattutto proprio per San Daniele, ma non solo. Non solo, anche per un territorio ampio, infatti questa è un'iniziativa condivisa con altri 8 comuni che mettono a disposizione le risorse delle eccellenze del loro territorio. Abbiamo sperimentato gite in bicicletta visitando castelli, visitando siti storici, visitando ambienti particolari con ecosistemi ripetibili e con una guida che spiega tutto quello che si può trovare nel territorio. Benissimo, grazie tante. Grazie a voi. Adesso andiamo dove? Adesso in pubblicità, credo. Grazie, a fra poco. Eccoci di nuovo qui in diretta da San Daniele del Friuli, perché qui c'è aria di festa, è iniziata il 21 e finirà domani il 24. Protagonista appunto, l'abbiamo già detto, il prosciutto San Daniele, abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di associazioni di sport e sempre in merito allo sport qui al mio fianco c'è l'assessore Pilosio, che è l'assessore allo sport e al turismo. Esatto. Buongiorno. Buongiorno. Come si prospetta questa giornata? Assessore, ho saputo tra l'altro che a febbraio tutte le camere degli alberghi, dei bed and breakfast erano già finite, erano overbooking.
Certo, diciamo che San Daniele sta cercando di crescere sempre più e grazie a questa manifestazione, Aria di Festa, col prosciutto, con sempre innovazioni, ad esempio quest'anno hanno portato anche dei cuochi famosi, enogastronomici, per cui dà sicuramente risalto al nostro paese. Poi ci sono altri progetti che sicuramente avete già parlato oggi, che sono i progetti dedicati al territorio, al turismo, alla bicicletta. Sì, esatto. Questo è Wilai Bike, che dentro nel nostro progetto stiamo promuovendo anche Tutto Bici di Gemona, che si terrà il prossimo weekend, per cui diciamo che siamo un'amministrazione che sta spingendo al massimo nel territorio, sia con questo treno, bellissimo, l'anno scorso era l'anno zero, oggi è il primo anno e c'è stata la conferma che la gente ama il treno, ama il territorio, ama San Daniele, ama il prosciutto. Però devo dire che c'è grossa soddisfazione e grossa partecipazione. Ma raccontiamo un po' di cosa questo treno, di cosa si tratta? È un treno storico che è stato formato, diciamo, sui binari senza tempo chiamati. L'anno scorso c'era circa una ventina di treni, quest'anno sono già 26 treni, ma sicuramente dopo i miei colleghi qua sapranno spiegare meglio i dati tecnici. L'anno scorso ha fatto sempre tutto esaurito e diciamo che San Daniele l'anno scorso ha dato una grossa mano a promuovere questo treno, dato Aria di Festa, ha dato il prosciutto, ha dato il brand fantastico che abbiamo in tutto il mondo, e quest'anno si è riconfermata e abbiamo visto molta gente che non è del posto proprio su questo treno. Vuol dire che c'è la volontà di venire in questo territorio, di conoscere quello che abbiamo di eccellenza, ecco, diciamo, del territorio. Assessore, chi è questo signore al suo fianco? Questo è Andrea Palese. Buongiorno. Buongiorno. Uno dei promotori del treno storico, insieme chiaramente ad Enzo Volponi che abbiamo qua sul fianco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Benissimo. Quindi uno dei promotori, voi siete tre, diciamo, promotori di questo treno, giusto? Diciamo promotore è il territorio, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia che ci permette di fare questo progetto. Quest'anno il progetto abbraccia 30 comuni, dove il comune di Gemona e il comune di Sacile sono i comuni capofila. E diceva l'amico Pilosio che l'anno scorso c'era l'anno 0 ed è vero, quest'anno è l'anno 1, da San Daniele l'anno scorso siamo partiti, abbiamo fatto sempre sold out, oggi ero presente ad esempio alla partenza del treno storico a Treviso, abbiamo caricato ben 250 turisti di Treviso, Conegliano era già sold out, tutti per venire a San Daniele a scoprire questo splendido territorio. Il treno mette in vetrina praticamente le eccellenze non solo della Pedemontana, del Friuli, ma anche dell'Friuli Venezia Giulia in generale. Quindi un treno, diciamo, che risalta le particolarità del territorio. E si parte da dove? Allora, le partenze sono diverse, diciamo Trieste e Udine per citarne alcuna, ma poi anche Sacile, Pordenone e Treviso, come nel caso di questo treno, ma poi avremo anche Portoguaro per il treno tra Laguna e Mare che in qualche modo collegherà, ecco, non solo diciamo in termini di paesaggio e di visione del paesaggio, ma anche visitando poi i territori e elementi significativi e importanti del territorio, appunto questi due temi importanti per la Regione dal punto di vista non solo paesaggistico ma anche proprio di promozione delle particolarità che la nostra Regione può dare, che è uno degli elementi in qualche modo su cui punta il progetto appunto dei treni con materiale storico, che come ricordavano prima Andrea Palese e l'assessore Pilosio è partito lo scorso anno, ha visto... Abbiamo detto che era l'anno 0. Primo anno sperimentale di una convenzione stipulata tra la Regione e Fondazione FS, 20 treni, quest'anno siamo a 26, il risultato ottimo dell'anno scorso ha confermato, ecco, non solo una valenza importante di questi treni per diciamo, attrarre un turismo che si muove con una mobilità lenta, quindi che vede il territorio sfilare, ecco, lentamente davanti ai finestrini del treno e poi attraverso le visite sul territorio può in qualche modo apprezzarne le peculiarità non solo enogastronomiche come in questo caso, ma anche di tipo paesaggistico, naturalistico, le artigianali, le valenze in qualche modo che un territorio limitato dal punto di vista territoriale ma ricchissimo, ecco, di diversità come il nostro può rappresentare, diciamo, nei confronti di un turismo che chiede sempre di più questo tipo di attività.
Dall'altra parte il collegamento ad esempio con le piste ciclabili, la bicicletta, quindi gli itinerari regionali e le ciclovie regionali, il prossimo treno sarà dedicato proprio a questa tematica, offre un elemento anche qui di connessione con un'altra delle strutture portanti per il turismo della regione. Vi faccio venire un po' più in qua così, se il furgone deve passare, ecco si è fermato. Ma signora, come nasce questa idea? Beh, l'idea nasce per dare impulso e forza alla riapertura della linea Sacile-Gemona. La Sacile-Gemona è l'unica linea in Friuli, una linea anche turistica, per cui abbiamo detto che il treno deve portare anche sviluppo al territorio. Mettendo insieme treno storico e ricchezze e eccellenze territoriali, pare che proprio ce la stiamo facendo. Le comunità ne beneficiano, le piccole, le grandi imprese, le realtà anche grandi come il consorzio, fino ad arrivare alla piccola produttrice del territorio, sta veramente ottenendo un grande riscontro. Per chi volesse avere più informazioni e appunto magari fare un giro su questo treno, come deve fare? Certo. Allora ci sono alcuni siti di riferimento che sono quelli di Fondazione FS, Trenitalia per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, e poi c'è una pagina Facebook dedicata alla ferrovia turistica pedemontana Sacile-Gemona, dove si trovano tutte le informazioni e tutte le risposte in tempo reale. Quanti passeggeri tiene? Sono circa 240. 140, quindi insomma ce n'è di spazio. Sì, ce n'è ancora. Benissimo. Bene, io vi ringrazio. Grazie a voi. Se l'assessore voleva dire ancora qualcosa? No, adesso dovrebbero arrivare ad esempio dei ciclisti, Sì. ma non si vedono Stanno ancora, arrivando, chiaramente, sappiamo creati qualcosa. da questo gruppo di Will I Buy. No, volevo ringraziare innanzitutto il consorzio, anche tutti gli altri sponsor, ma chiaramente in questa manifestazione colgo l'occasione per ringraziare il consorzio, che è uno degli sponsor su questo progetto organizzato sulla bicicletta di Will I Buy, che chiaramente dà un aspetto di prodotto, salute, sport, bicicletta, territorio, turismo. Benessere in generale. Benessere in generale. Quanto prosciutto ha mangiato, assessore? Ma guardi, io lo mangio spesso, per cui ogni tanto lo salto. Ieri mi sono mangiato una bella pasta, perché di prosciutto ne mangio sempre, anche se devo dire la verità, non ti stanchi mai, quando è buono il prosciutto non hai fine. È una cosa molto leggera, golosa e non fa male, anzi fa bene. Venerdì sono venuta qui, ho mangiato prima i grissini col prosciutto San Daniele, poi ho assaggiato il prosciutto con i tagliolini. Oggi cosa mi consiglierebbe lei? Ma guardi, San Daniele promuove un po' tutte le enogastronomie, ma anche il consorzio stesso, basta vedere con quello che ha organizzato qua oggi, come le parlavo prima, ci sono dei cuochi famosi, la Kugelman, da Borghese, Barbieri e tutti quanti, per cui è chiaro che loro fanno dei piatti e si possono mangiare anche i tagliolini con la trota regina di San Daniele, che è un altro prodotto, un'altra eccellenza della nostra città. Benissimo, quindi non mi resta altro che augurarvi buon pranzo. Certo, grazie, la ringrazio anche lei. Grazie a voi. Grazie e buon pranzo. Arrivederci, grazie. Sì, grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Benissimo, quindi adesso noi fra poco andiamo in pubblicità. Volevo vedere se riuscivo. Signori, buongiorno, siamo in diretta su Telefriuli. Da dove viene, signora? Da San Daniele. Venga più qua, venga. No, ma venga solo un attimo, guardi, siamo in diretta. No. Lei viene da San Daniele? Beh, da Spilimbergo, però vivo da tanti anni qua, sposata qui. Da quanti anni vive qui? Lo devo dire? Sì. 54. Bene, quindi siccome questa è la 35esima edizione di Aria di Festa, L'ho lei vista ha nascere. visto l'anno 0 fino all'anno 35. Certo. Com'è cambiata nel tempo? Venga più avanti che se no ci passano davanti. Ma come cambiata io lo trovo sempre uguale, insomma, forse c'è più persone, più gente. C'è più persone? Sì, molto più gente, la rinnovano ogni anno e quindi va meglio. Lei potrebbe fare a meno del prosciutto di San Daniele? No. Perché? No, è perché è buono, è perché è speciale, è perché è una cosa unica. Senta, io sto chiedendo un po' a tutte le persone che ho intervistato, anche il sindaco, lei con cosa mi consiglierebbe di mangiare il prosciutto San Daniele? Melone, il kiwi adesso. Anche kiwi? Sì, l'ho mangiato col kiwi, è buono, con quello che vuole. Ecco. L'inverno invece con sottoli. Ah, sottoli. Tipo? Carciofini, carciofini, anche cipolline, tutte cose sott'olio, non a sott'aceto, sott'olio. Basta, perché chissà che figura non mi mandi in onda. Signora, e per pranzo cosa mangia?
Ho già mangiato, sono stata adesso a mangiare. Ah, ha fatto tutto. Prosciutto con il formaggio. Prosciutto San Daniele? Sì, beh. Logico. Logico. Dagli alpini. Ah, ok. Alpini. Beh, forse noi fra un po' passiamo di lì così anche assaggiamo anche noi qualcosa. Sì, va bene, certo, e fate bene. Il suo nome, signora? Luisa. Luisa, grazie tante. Prego. Buona domenica. Altrettanto a voi, ciao. Bene, quindi dopo aver intervistato questa signora Luisa, io andrei in pubblicità e poi ci prepariamo per l'ultima parte. A fra poco. E siamo ancora qui, area di festa San Daniele del Friuli, protagonista il prosciutto, una 35esima edizione che man mano con gli anni è sempre di più cresciuta. Il sindaco, ma non solo, anche l'assessore al turismo dicono che sono previste visite per più di 100-120.000 persone. Come vedete ci siamo spostati, adesso siamo venuti nella parte dietro alla piazza del Duomo, siamo qui c'è musica, c'è festa, c'è cibo, ci sono veramente tante cose per tutti i tipi. Allora adesso vediamo questo signore, venga qui, venga. Buongiorno. Il suo nome? Giacomo. Giacomo, da dove viene? Da None Veneto, la città del vino. La città del vino? Sì, la più famosa. Come mai è qua? Perché è top venire qui. È impossibile non venire. Chi non viene perde qualcosa di bello. 35esima edizione, da quante edizioni lei viene qui? Da tanti anni. Senta, ma lei è con sua moglie? Sì. La vedo, venga. Venga signora, buongiorno, il suo nome? No, Mara, mi chiamo Mara. Quindi un avvenimento in cui non si può mancare? No, impossibile. Noi siamo veneti, però il Friuli è la mia patria. Ho fatto il militare qui e allora qui ci tengo e ci vengo sempre volentieri. Lei signora anche di dov'è? No, io sono di Treviso. Treviso? Di Livenza. Le piace insomma questo evento? Molto, poi c'è proprio un'aria, diciamo che il titolo è proprio azzeccato, aria di festa, perché il titolo ci si diverte, si mangia, si vedono persone da tutte le parti d'Italia, ma non solo d'Italia, perché abbiamo conosciuto anche due persone, due ragazze, due signore non italiane e quindi penso che sia un evento bello solido. Da quanti anni venite? Da sempre. Noi da quasi tutti gli anni. Quasi 35? No, non proprio 35, però un po' meno. Però insomma è un evento che piace. Siete venuti qui in giornata oppure avete prenotato e dormite qui? No, noi veniamo la mattina, ripartiamo la sera e quindi insomma abitiamo vicino, quindi veniamo in giornata. 60 km sono da qua, circa. Sono 50 minuti andando con la calma. Sì, con tranquillità, perché per stare attenti anche agli autovelox in giro per le strade, allora con calma noi certo, arriviamo. chi va piano va sano e lontano, no? Va bene. Ma quindi venite qui al mattino, andate via la sera e poi tornate al mattino? Vi fate tutti i giorni? No. Siamo di passaggio oggi, siamo venuti proprio oggi. Benissimo, io vi ringrazio. Buona giornata e buon pranzo. Sì. E cosa mangerete? Prosciutto crudo ovviamente. Logico, ma come? In quale ricetta? Ma penso che è così, con i grissini, con una birretta, penso che sia la coppiata vincente. Le cose più semplici alla fine sono le migliori. Sì. Va bene, grazie mille. Grazie. Salve anche a voi. Grazie, Arrivederci. Sindaco, eccola. L'ho vista che stava lavorando. Si deve anche lavorare, quindi abbiamo un chioschetto e il sindaco Spina fa un po' di cassa. Fa tutto? Da fare, sì certo. Multitasking. Qui è una comunità che si dà da fare tutti, siamo tutti che ci tiriamo sulle mani, che cerchiamo di dare il nostro contributo. Il contributo per che cosa? Per accogliere, perché noi vogliamo accogliere a braccia aperte le persone che vengono a trovarci. Ho visto e ho sentito tanto entusiasmo dalle persone, soprattutto da chi non è di San Daniele, chi viene dal Veneto. Tanti austriaci mi hanno fermato, il Burgermeister, la foto, quindi hanno piacere di essere accolti e sanno che qui li trattiamo bene e gli vogliamo tanto bene. Tra l'altro prima lei stava venendo qui a lavorare al chiosco, io ho fermato una signora di Spilimbergo ma che vive qui da tanti anni e mi ha detto che lei non si è persa una edizione. Ecco, perché da 35 anni Aria di Festa è diventato un must ed è diventata una manifestazione che cresce anno dopo anno e che anno dopo anno garantisce grande qualità e grande accoglienza. Poi si chiama Aria di Festa e sono due parole che esprimono esattamente quello che è San Daniele. Aria buona, aria fresca per i buoni prosciutti e la festa è il clima di accoglienza, il clima di tranquillità, di serenità che si respira qui da noi. Una cosa di cui non abbiamo parlato, gli esercenti oggi sono aperti, i negozi?
Gli esercenti sono aperti e sono i protagonisti, soprattutto i pubblici esercizi. Da 3 anni a questa parte i chioschi sono gestiti direttamente da ristoratori, da chi ha un bar, da chi ha un pubblico esercizio qui in piazza in particolare, e il resto della cittadinanza, quindi il resto dei negozianti sono attivi, sono aperti, fanno orari straordinari pur di essere accoglienti e di far vedere i loro prodotti a chi ci visita. Chi ci visita in questi giorni che poi senz'altro ritorna nei mesi a venire, perché come ha detto prima ci sono persone che da tanti anni, a 35 addirittura, vengono qui, ma vengono qui a visitarci frequentemente. Quindi lei durante i giorni normali lei fa il sindaco e poi nei giorni di aria di festa spina birre, fa il barista, fa il cassiere? Il sindaco lavora tutti i giorni 7 su 7, ho 2 aziende da mandare avanti con i miei collaboratori, è l'impegno molto importante del sindaco di una città che non è grande ma che è una grande città, una città importante che porta il nome del Friuli in tutto il mondo. Quando si gira il mondo si dice San Daniele del Friuli, sanno subito dove siamo. San Daniele e Venezia ci conoscono dappertutto. È vero. Sindaco, come potrebbe invitare le persone che non sono venute qui a San Daniele a fare un giro e magari, se anche quest'anno è un po' troppo tardi, per il prossimo anno invitarle a venire ad Aria di Festa? Ma noi stiamo sviluppando una serie di percorsi, ad esempio cicloturistici, di cui si è parlato anche durante questa trasmissione, e questo per far conoscere il nostro territorio, partendo da San Daniele o arrivando a San Daniele, ma conoscendo tutti i 15 comuni che fanno parte della comunità collinare. Siamo accoglienti tutto l'anno, quindi Aria di Festa, un evento super speciale perché c'è un clima particolare, ma anche il lunedì, il martedì, tutta la settimana di tutti i mesi dell'anno qui a San Daniele si mangia dell'ottimo prosciutto, si vedono delle cose fantastiche, la Casa degli Alpini del 300, monumento nazionale, l'antica biblioteca guarneriana, la più antica biblioteca che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, una delle più antiche d'Italia e d'Europa. Qui il Duomo fantastico, la chiesa di Sant'Antonio Abate, gli scorci panoramici sia verso sud che verso nord, a 360 gradi da San Daniele si vede un Friuli che è fantastico, dai mari ai monti, senza perdersi il lago di Ragogna e di San Daniele, guardando anche verso il Tagliamento, e quindi siamo veramente fortunatissimi a vivere in una comunità, in una città come quella di San Daniele. Sindaco, prima chiedevo al responsabile delle relazioni pubbliche del consorzio se ci poteva portare un prosciutto. Visto che non siamo riusciti a farlo in tempo, lei riuscirebbe a procurare proprio così al momento una fettina, così mangiamo un pezzo di prosciutto insieme e invogliamo i telespettatori a venire qui? Ma recuperiamo una fettina subito. L'aspetto? Sì, certo. L'aspetto, grazie. Bene, e quindi nel frattempo, vediamo appunto, qui ci sono i chioschi, sono insomma tutti pieni, adesso ormai siamo vicini all'ora di pranzo, le persone si siedono per mangiare qualcosa, e nel mentre che noi, anzi stiamo vedendo il sindaco che sta aspettando il prosciutto, eccolo, proprio così in versione casareccia. Mangiamo? Vai, strappiamo? Ho preso un po' di più io. Bene, hai ragione. È un buon pranzo. Viva! È dolce? È splendido. San Daniele tutti i giorni, 360 giorni all'anno è così. È buonissimo. È eccellente. Sindaco, niente, quindi invitiamo tutti quanti qui, il prosciutto è splendido, l'atmosfera è meravigliosa, c'è il sole ma c'è questa arietta fresca e si sta bene. Sì, ricordiamo che stasera andiamo avanti fino alle 2 di mattina, il tempo promette benissimo, l'aria è fresca e quindi si respira bene, si gode bene questo clima di festa, e domani grande chiusura dal pomeriggio fino a tarda serata. Lunedì chiudiamo questa edizione di Aria di Festa e sarà una grandissima festa. Bene, Sindaco, grazie mille. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi della visita, grazie mille. Grazie. Allora io ringrazio il nostro Tiziano Campigotto, il nostro Paolo Bassi che è il cameraman che mi ha seguito tutta la mattina. Ringrazio voi, vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento sul nostro canale 11 e 511. Questa trasmissione è stata offerta da Berton Calortecnica.